Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made di Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta, pizza Regina Margherita Alta Cameo 375 grammi a €2,69. Birra Nastro Azzurro 62 CL a 95 centesimi. Olio extravergine di oliva De Santis 1 litro a €4,99. Gelato Groovy San Montana 4 pezzi a €3,49. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Amy, cos'ha da dire sul capitolo Amy? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché Amy. Amy Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, Amy Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Amy Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella di Cechè, questa volta con il notiziario e le news dall'Ogliastra. Oggi apriamo con Tortolì perché ieri si è conclusa la prima edizione del Savesta Antiga, è stato un salto indietro nel tempo alla Tortolì del passato, questo lo spirito che ha animato la prima edizione di Savesta Antiga, l'evento che ha trasformato il centro storico in un vero e proprio viaggio tra tradizioni, identità e cultura locale. Sono state 25 le cortes aperte lungo Corso Umberto nelle vie limitrofe che hanno offerto ai visitatori un percorso immersivo tra antiche dimore allestite con attrezzi e ambientazioni del passato, e poi musica itinerante, dimostrazioni artigianali, laboratori, mostre ed eventi per tutte le età hanno scandito una giornata che ha saputo coinvolgere residenti e turisti. L'iniziativa organizzata dalla Proloco Rocce Rosse in collaborazione con il comune di Tortolì ha riscosso grande successo. Gli stessi tortoliesi hanno riscoperto angoli poco conosciuti della propria città, valorizzati per l'occasione con i cortili aperti e le ricostruzioni della vita di un tempo. Non è mancato il viaggio nei sapori della tradizione. Tantissimi piatti da Tizigoros al sugo, opera di Pistocco con Tamacta, Pistocco Virgio, Culurgione Spoggiaos, per citare solo alcune prelibatezze. Ampia anche l'offerta legata al mare, un menù variegato capace di soddisfare tutti i gusti e richiamare un pubblico numeroso e trasversale. Ma sentiamo ora le interviste ad alcuni dei protagonisti di questa prima edizione. Prego la regia di cominciare con la prima.
Benissimo, ha superato le migliori aspettative. Tanta bella gente, tanto turismo, tanti giovani, è stata un'edizione dinamica, frizzante, piacevole, con un turismo scorrevole, diciamo che siamo pienamente soddisfatti. Abbiamo fatto un tuffo nel passato, a partire dai detti e nell'addobbo di quelle che sono state le corti abbiamo rispolverato i corredi delle nonne e tutto ciò che rappresentava il tramando generazionale, quindi è stato importante per noi non solo per promuovere quelle che sono le nostre aziende, ma per promuovere quello che è il nostro territorio, quindi un'edizione veramente unica. Allora, nella nostra corte hanno potuto trovare un bel sorriso, tanta solarità, tanto macchiori, così alla tortoriese, tanta pazzia, dei prodotti unici, perché la nostra azienda lavora in filiera dei prodotti locali e li trasforma in una maniera molto particolare. Quindi noi facciamo un panino con la purpuzza di mare, che altro non è che il pesce spada e il tonno di nostra produzione macinato e messo nel panino, oppure un tris di crostini detto a perimare con dentro pesce spada, tonno e bottarga. Poi dal momento che ieri è stata, diciamo, ha superato ogni nostra più rosea previsione, oggi ci siamo reinventati nuovamente, abbiamo riproposto dei nuovi prodotti, quindi un aperimare unico di bottarga di pesce spada, di muggine e una crema di formaggio caprino con dentro la bottarga. E in ultimo, non per importanza, ma abbiamo testato e quindi abbiamo visto che il prodotto è ottimo, il tonino e lo spadino, 2 spianate con dentro il tonno oppure il pesce spada. Siamo pienamente soddisfatti di questa prima edizione, non pensavo andasse così, invece è stata l'occasione per riprenderci dopo tanti anni di stop. Che cosa avete proposto nella vostra corte? Noi abbiamo proposto le lumache al sugo, o per meglio dire citrico al scumbaglia. Direi che per questa prima edizione sta andando abbastanza bene, direi che ha avuto un'ottima risposta il Tortolì. Assolutamente sì, forse è quello che ci mancava. Guarda, sono molto contento di questa iniziativa, è nato tutto molto spontaneo tra amici. Secondo me un evento così mancava da tempo a Tortolì e sono molto contento perché ci ha riunito tutti insieme. Ed è bello perché comunque Centro Storico ha preso di nuovo vita e ci siamo riuniti noi amici, abbiamo proposto cozze, tanto amore, birra e vino a fiumi. Do you like festa antica? Sì. Ecco, abbiamo sentito alcuni dei protagonisti di questa prima edizione di questa festa antica, ma c'è stata grande partecipazione anche per le dimostrazioni pratiche, dalla chiusura dei culurgiones alla preparazione del pane tradizionale fino alla lavorazione dei tappeti sardi al telaio. Molto apprezzate anche le visite guidate, tra cui quella a Domu Beccia accompagnata da giovani guide, e poi alle tappe anche al campanile di Sant'Andrea, sempre accompagnate dai bambini. Sentiamo l'intervista alle guide dell'antica dimora tortoliese di via Bixio. Come è andata stamattina in questa giornata? Benissimo. Cosa avete raccontato? La storia di questa casa e della mostra, un po' di tutto. Sì, tantissimo. Cosa vi dici? Come è andata? Bene. Ti chiami? Giulia. Giulia, cosa hai raccontato tu? Allora, ho raccontato la storia di questa casa. Ciao, io mi chiamo Alessia. Cosa hai raccontato, Ale? Io ho raccontato questa casa, ho raccontato la cucina, i giochi e poi il magazzino e anche le cose impastavano. Sei divertita? Sì, sono divertita molto. Ciao, io mi chiamo Beatrice e è andata tutto bene. Ho spiegato i giochi, l'ingresso, l'accoglienza, anche sulle camere è andata tutto bene. Ti hanno fatto molte domande? Poche, sulle fotografie mi hanno fatto alcune domande, ma tutto ok. Io mi chiamo Nicola. Com'è andata, Nicola? Bene, benissimo. Sei divertito? Sì. Ragazzi, com'è andata? Bene. Vi siete divertite? Sì. Cosa avete raccontato? Abbiamo raccontato il magazzino, la stanza del pane. Volete rifarlo l'anno prossimo? Sì, certo.
Un saluto per Radio Stella. Ciao! Vabbè, che dire se non che meraviglia questi bambini e bambine che si sono cimentati come piccoli ciceroni, si sono impegnati tanto in queste guide, in queste visite appunto nei luoghi storici di Tortolì. C'è stato anche chi ha sfilato, purtroppo non abbiamo potuto intervistarli tutti. Soddisfazione è stata espressa dal consigliere con delega al turismo Michele Fanni. Vediamo la sua intervista. La prima edizione è andata molto bene, siamo molto soddisfatti, ne hanno beneficiato tutte le attività produttive. Noi puntiamo come obiettivo politico a trasformare Tortolì oggi tutto l'anno. Quindi questa è l'apertura, possiamo dire il primo grande evento della stagione estiva, possiamo dirlo? Esatto, che sia il continuo di una bellissima stagione. Sì, l'esperienzialità del prodotto offerto ha potuto appunto rappresentare che Tortolì non è solo mare ma è anche esperienza all'interno. Insomma, una prima edizione che lascia il segno e che punta a diventare un appuntamento fisso nel calendario degli eventi cittadini. Molto soddisfatto anche il presidente della Proloco Croce Rosse che ha organizzato l'evento, Fabrizio Palmas, che ci ha detto: siamo davvero felici, è stata una manifestazione di grande successo, in parte ce lo aspettavamo ma l'entusiasmo e la partecipazione hanno superato ogni previsione. Anche chi ha organizzato le Cortes ha visto esaurirsi tutti i prodotti, segno concreto dell'ottima riuscita dell'evento. È stata un'esperienza emozionante che ci ha fatto scoprire una Tortolì autentica, forse meno conosciuta ma ricca di tradizione. Le Cortes, allestite nel pieno rispetto della cultura locale, hanno offerto un'atmosfera unica. E ancora, dice Palmas, l'aspetto più bello è stato il coinvolgimento di persone di tutte le età, tanti anziani, moltissimi giovani, tutti uniti per lo stesso evento. Un sentito ringraziamento al comune, a tutti i partecipanti, agli hobbisti e a chi ha contribuito con il proprio supporto alla riuscita della manifestazione. E queste le parole del presidente della Proloco, Fabrizio Palmas. Ora andiamo avanti, cambiamo argomento e ci spostiamo al Quirinale, perché dopo tanti anni il cuoco dei presidenti, l'ogliastrino Pietro Cazzola, va in pensione. Dopo oltre 30 anni nelle cucine del Quirinale va in pensione lo chef ogliastrino originario di Triei Pietro Cazzola, conosciuto come il cuoco dei presidenti. A segnare la conclusione del suo lungo percorso un post sui social accompagnato da una foto insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel suo messaggio Cazzola esprime gratitudine e affetto per il Capo dello Stato. Grazie signor Presidente per avermi dato il privilegio e l'onore di aver potuto servire lei e la sua meravigliosa famiglia. Il mio lungo viaggio è terminato, conserverò il suo ricordo nel mio cuore per sempre. Parole cariche di emozione per una carriera che lo ha vista protagonista nelle cucine presidenziali per oltre mezzo secolo, attraversando diverse stagioni della Repubblica. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai presidenti che si sono succeduti negli anni. Ha infatti servito Francesco Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano insieme alle loro famiglie. Nel suo saluto lo chef ha voluto ricordare anche tutto il personale del segretariato generale della Presidenza della Repubblica e i corazzieri, senza dimenticare il sostegno fondamentale della sua famiglia che lo ha accompagnato in oltre 50 anni di carriera. Si chiude così la storia professionale di uno dei volti più longevi delle istituzioni italiane, ambasciatore silenzioso della cucina della tradizione anche ogliastrina ai più alti livelli dello Stato. Ci spostiamo a Tortolì perché Tortolì premia il talento con la borsa di studio riconoscimento al merito. L'ente conferma il suo impegno a favore dei giovani e della valorizzazione del talento, sostenendo iniziative dedicate al mondo studentesco. Mercoledì 6 maggio alle 10 nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Industriale si terrà la cerimonia di premiazione della borsa di studio organizzata dal Rotary Club Ogliastra. L'evento rappresenta un momento significativo per celebrare l'impegno e i risultati scolastici degli studenti con l'obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e promuovere una cultura dell'eccellenza. Ci spostiamo ora a Barissardo perché prende ufficialmente il via la stagione turistica 2026. Dal 1 maggio infatti ha riaperto al pubblico la Torre Spagnola, uno dei simboli del territorio, che sarà visitabile fino al 31 ottobre.
All'interno della struttura sono previste visite guidate con personale specializzato, audioguide multilingue disponibili in 6 lingue, un calendario di mostre tematiche, iniziative culturali che accompagneranno visitatori e turisti per tutta la stagione. Gli orari di apertura saranno dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 20. Novità anche per i servizi di accoglienza, infatti ha riaperto l'Info Point turistico. Successivamente entrerà in vigore l'orario estivo prolungato, un segnale importante per il rilancio turistico del territorio. Chiudiamo tornando di nuovo a Tortolì, perché si è chiusa con grande partecipazione l'8ª edizione di Lagune Aperte, l'evento organizzato dalla cooperativa Pescatori Tortolì. Nonostante il vento che ha caratterizzato buona parte della giornata, le presenze sono cresciute di oltre il 10% rispetto all'anno precedente, confermando il successo di una manifestazione ormai punto di riferimento per il territorio. La peschiera San Giovanni ha ospitato una giornata gratuita all'aria aperta, alternativa alle tradizionali gite fuori porta, grande affluenza fin dal mattino. Sul fronte gastronomico 10 banchi della cooperativa hanno proposto piatti a base di prodotti della lacuna, ostriche, culurgioni di mare, fritture, bottarga artigianale e altre specialità. Novità di quest'anno la presenza di 4 birrifici artigianali e poi ampio spazio anche alla musica dal vivo con 13 band e circa 60 musicisti che si sono alternati sul palco per oltre 10 ore di spettacolo continuo grazie alla collaborazione con l'associazione Artisti Ogliastra guidata da Gilberto Ligas, che ha appunto offerto un'ampia rassegna musicale. Successo anche per il Viale dell'Artigianato con oltre 20 espositori e un bilancio positivo nonostante il vento. Soddisfazione da parte degli organizzatori. Il presidente Luca Cacciatori ha parlato di una bellissima manifestazione, di una ripartenza importante dopo le difficoltà recenti, emozione nelle parole della vicepresidente Donatella Contu, che ha definito l'evento una festa vissuta in armonia e condivisione. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.